Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Sono stati presentati in Prefettura Gorizia i dati dei controlli eseguiti dalle forze dell'ordine della provincia esontina nel corso del 2020. Allora ci colleghiamo in diretta con la nostra Paola Trepo per gli ultimi aggiornamenti. A te la linea, buongiorno. Sì, Alexis, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo con il signor prefetto di Gorizia, Massimo Marchesiello. Si è appena conclusa la conferenza stampa, in realtà ancora in corso, per alcuni approfondimenti legati all'attività del 2020 in provincia di Gorizia riguardo tutte le forze dell'ordine in questo particolare anno del Covid. Com'è andata? Direi che è andata bene, il territorio ha reagito bene, quindi anche il sistema di controlli ha funzionato perché c'è stata disponibilità e comprensione da parte dei cittadini. Ovviamente in questo momento particolarmente delicato ci stiamo soffermando molto sull'attività di controllo di esercizi commerciali che comunque non mantengono certe regole e quindi costringono a essere più incisivi e più sanzionanti. Ecco, ci sono quindi anche qui, tra virgolette, i disobbedienti diciamo, rispetto al DPCM? Bisognava immaginarlo, è ovvio che l'allargamento, quindi la zona gialla, ha creato questo problema. Su questo ovviamente già il primo weekend è stato sintomatico, ma stiamo intervenendo per, ripeto, intervenire subito per evitare poi problemi successivamente peggiori. Ecco, rispetto alla prima ondata, questa seconda parte del contagio, che differenza ha avuto come dati, come comportamenti, come sanzioni? No, i comportamenti direi che forse perché le persone si sono abituati comunque ormai alle regole, noi stessi siamo ormai abituati alla mascherina, la usiamo normalmente, quindi non c'è stato da questo punto di vista un peggioramento della situazione. Ci sono appunto questi casi sintomatici che spero, ripeto, non continuino, perché su questo noi purtroppo dobbiamo essere maggiormente attenti e dobbiamo inasprire le sanzioni. Una provincia comunque che si conferma sostanzialmente tranquilla. Assolutamente sì, l'abbiamo visto nella prima fase, di una tranquillità assoluta, e anche in questa è ovvio, facendo il raffronto con altre situazioni non possiamo lamentarci, però il rischio è grosso e concreto, quindi dobbiamo essere sempre, e lo saremo sicuramente, attenti. Prima il signor Questore riferiva anche di un aumento di reati legati alle attività in rete, che non poteva essere altrimenti, poiché la rete e il web sono stati usati tantissimo, specialmente nel periodo del lockdown. Sicuramente la superficie su cui questi delinquenti si possono attaccare è maggiore, quindi anche gli adolescenti col coinvolgimento maggiore, l'utilizzazione maggiore di tecnologie sicuramente sono più appetibili, quindi su questo la Polizia Postale sta facendo un ottimo lavoro, le truffe online purtroppo hanno continuato. E sicuramente, questa è un'altra cosa che era immaginabile, le violenze di genere. L'attivazione di codici rosso, quindi una maggiore qualità purtroppo dei reati di questa tipologia, non tanto dei numeri ma la qualità, e quindi il pericolo maggiore per le violenze di genere. Ecco, quindi un aumento di liti legati a delle condizioni di restrizione fisica sia da parte delle persone vittime che dei malestatori. Beh, sicuramente la violenza di genere è sintomatica, se ne parla molto, ma la qualità e quindi l'attivazione del codice rosso è sintomatica, vuol dire che è peggiorata la qualità delle convivenze e quindi dei dissidi e delle tensioni familiari. Ecco, a massima l'attenzione di tutte le forze dell'ordine. Oggi abbiamo la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Polizia di Stato e naturalmente l'organo di governo della Prefettura. Direi che possiamo andare avanti ma con estrema cautela, perché l'invito, e io continuo a fare un raffronto con quello che domani, il 10 febbraio, è la giornata del ricordo, lo sappiamo tutti. Ci siamo imposti presenze molto limitate a una cerimonia che soprattutto per questo territorio dovrebbe avere un richiamo fortissimo e maggiore. E la contraddizione è forte, cioè io non voglio vedere nei locali e nei bar tante persone, e quando facciamo cerimonie importanti come quella di domani pochissime persone, perché ce lo siamo imposti.
E allora ringraziamo il dottore Massimo Marchesiello, Sua Eccellenza il prefetto di Gorizia, e qui dal Palazzo della Prefettura da Gorizia Alexis, e ti restituisco la linea nell'eventualità, se avremo la possibilità te la richiederemo più tardi. Bene, grazie Paola, a te e a Tommaso Ravo per questo collegamento in diretta da Gorizia. Ora andiamo a Feletto Umberto, dove si sono conclusi i lavori di efficientamento energetico e di messa in sicurezza del rischio antisismico della palestra di Feletto Umberto. La struttura del comune di Tavagnacco ora sarà usufruita sia dai ragazzi delle scuole che delle associazioni del territorio. Sul posto per noi è andata Isabella Gregorato assieme a Francesco Snidero. Mi trovo a Feletto, alle mie spalle la palestra dove si sono appena ultimati i lavori di efficientamento appunto dello stabile. Lavori importanti, lavori attesi dalla comunità, con noi il sindaco di Tavagnacco, Moreno Lirutti. Perché è importante restituire alla comunità questa struttura, soprattutto in un momento come questo in cui non si può fruire di palestre, non si può fare attività sportiva in luoghi chiusi. Io credo che questo sia un segnale importante anche della vitalità della nostra amministrazione, che nonostante tutte le difficoltà legate anche ai tempi di Covid ha continuato tutte le opere che aveva in programma. Una di queste è l'efficientamento, la ristrutturazione di questa palestra, che è a servizio di tutto il complesso scolastico delle scuole primarie di Feletto e delle scuole medie di tutto il comune, e anche delle associazioni sportive. Quindi io devo ringraziare l'assessore Morandini ai lavori pubblici, l'architetto Marciano che è il nostro funzionario, l'assessore allo sport Alessandro Spinelli per questo risultato molto importante che oggi abbiamo raggiunto. Ecco, parliamo proprio con l'assessore ai lavori pubblici Paolo Morandini. Parliamo dal punto di vista tecnico, quindi spesa quasi €1 milione. Certo, allora l'intervento è un intervento che si è mosso su due assi, uno per quanto riguarda il risparmio energetico e l'altro per quanto riguarda l'efficientamento energetico e la ristrutturazione sismica. L'intervento ha quotato quasi €1 milione, circa 920.000 euro, tutti interamente finanziati da fondi regionali e del Ministero. In realtà, grazie a dei risparmi e dalle economie di lavoro e di cantiere, e anche all'utilizzo di fondi per quanto riguarda il piano energetico e il contratto energia che abbiamo nel comune, abbiamo potuto anche ampliare gli interventi su quella che è stata la pavimentazione e anche opere che inizialmente non erano state previste. Devo dire che l'inconveniente del Covid e del fermo delle attività ci ha agevolato in questo, o perlomeno abbiamo cercato di sfruttare l'occasione. Quindi avete accelerato i lavori, avete potuto lavorare, abbiamo ampliati. E quindi ampliati. Quindi quella che era un'idea di un tempo di circa 3 mesi, sfruttando questo fermo delle attività, grazie all'impegno degli uffici, ha permesso di implementare i lavori, rendendo poi una struttura praticamente nuova. È una struttura già esistente ma che di fatto è nuova in tutte le sue parti. E poi sarà contento anche l'assessore alle attività sportive Alessandro Spinelli, assessore appunto alle attività sportive e alle politiche sociali. Quindi si spera che quanto prima le attività possano riprendere anche all'interno di queste strutture. Qui che cosa si potrà fare? Assolutamente, esprimo veramente soddisfazione per l'opera che è stata compiuta, perché adesso voi sapete che il mondo dello sport è uno dei più penalizzati, no? Purtroppo siamo fermi su praticamente tutte le discipline. Disporre però di una struttura così nuova, efficientata e anche più sicura anche dal punto di vista della salute ci dà un respiro e una prospettiva migliore per i mesi a venire. Speriamo assolutamente che questa pandemia venga meno, che allenti un po' la presa, che i nostri ragazzi possano tornare a praticare lo sport e possano anche ritrovare quei momenti di socializzazione e di aggregazione che sono fondamentali. Quindi disporre di una struttura nuova, grande, con sistemi di areazione anche nuovi, sicuramente mette tutti in sicurezza e ci dà proprio una prospettiva diversa per rilanciare il mondo dello sport. Questa palestra, oltre che per le scuole medie, viene dedicata alle associazioni sportive
sportive nell'orario pomeridiano e serale. Appena la pandemia verrà meno e appena le autorità sanitarie ce lo consentiranno, questo nuovo stabile ristrutturato appunto darà la possibilità a tutti i ragazzi di rientrare a praticare sport. E con questo è tutto dalla palestra ristrutturata di Feletto. Restituisco la linea a voi studio. Grazie Isabella, noi facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi ritorneremo in diretta per A Voi la Linea tra poco. Bentornati in diretta da Voi la Linea, ci richiede la linea la nostra Paola Treppo per nuovi aggiornamenti dalla Prefettura di Gorizia. A te la linea. Sì, rieccoci Alexis, siamo con il signor Questore Paolo Gropuzzo di Gorizia, vediamo con lui dalla parte degli agenti della Polizia di Stato e di tutte le specialità della Polizia di Stato come è andato il 2020. Sì, dobbiamo distinguere fra le attività che riguardano la Polizia di Stato nello specifico e anche quelle delle altre forze di polizia che oggi abbiamo esposto per quanto riguarda sia i reati, che sono in netto calo, i reati complessivi di tutta la provincia, facendo un paragone fra l'anno precedente e quello che invece è stato contrassegnato dalla pandemia. Altra cosa invece è stato i risultati di tutti che abbiamo, comprensivi quindi anche delle specialità ma anche delle altre forze dell'ordine, per quanto riguarda i controlli pandemici che hanno così fatto riscontrare un innalzamento iniziale e poi una maggiore disciplinata attività e condotta dei nostri abitanti della provincia, tranne adesso che cominciano ad esserci dei primi segnali di libertà e quindi, come era già successo nel periodo estivo, si sta rialzando un po' il picco sull'orlo dell'entusiasmo di quello che si spera accada al più presto. Speriamo che invece si mantenga quella giusta misura, perché se no la pagheremo cara successivamente tutti quanti. Quindi è stato complessivamente comunque, per quanto riguarda l'aspetto pandemico, un comportamento, tranne rarissime eccezioni anche per alcuni esercizi pubblici, piuttosto disciplinato. Con l'aspetto del confine. L'aspetto del confine ha fatto riscontrare inevitabilmente, perché non sono mai smessi i servizi di retrovalico, quelli tra l'altro multiforze anche con le forze armate, ma ha fatto evidenziare una contrazione del fenomeno come di tutti gli altri reati plausibili che possono interessare il confine. E allora ringraziamo il signor Questore per il suo intervento, la sua disponibilità e di nuovo qui dalla Prefettura di Gorizia. Alexis, ti restituisco la linea. Grazie Paola, ed ora ci colleghiamo in diretta con la nostra Isabella Gregorato, si trova a Udine per le novità da parte della Giunta Comunale. A te la linea, buongiorno. Buongiorno Alexis, e quindi le novità da Palazzo d'Aronco. La Giunta si è appena conclusa e si è conclusa anche in questo momento la conferenza stampa che segue appunto la riunione e i lavori di Giunta. Con me in questo momento c'è l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani per parlarci di un provvedimento, di un'idea che partirà prossimamente nel momento in cui effettivamente le farmacie della città cominceranno a effettuare i tamponi, quelli rapidi. Sì, la scorsa settimana Regione Friuli Venezia Giulia e le associazioni rappresentative delle farmacie hanno stipulato un importante protocollo d'intesa che consentirà nel breve e medio periodo anche alle farmacie di somministrare i tamponi rapidi. Noi abbiamo ritenuto che fosse un'iniziativa particolarmente importante per la tutela della nostra cittadinanza in un momento così delicato e quindi abbiamo ritenuto di dover fare tutto ciò che un'amministrazione comunale può fare per agevolare questa importante iniziativa. Ovviamente le farmacie possono aver bisogno di spazi ulteriori rispetto a quelli che hanno all'interno degli immobili in cui esercitano la loro attività per poter
svolgere questa ulteriore ed importante funzione, e quindi abbiamo deciso di concedere gratuitamente alle farmacie e il suolo pubblico in prossimità degli immobili in cui esercitano, per appunto somministrare i tamponi rapidi. Quindi anche se dovranno sistemare dei gazebo, se dovranno sistemare delle strutture amovibili, lo potranno fare gratuitamente. È proprio questo, lo potranno fare gratuitamente perché non si tratta di un'operazione commerciale o speculativa, perché visto il protocollo d'intesa il prezzo sarà un prezzo calmierato proprio per tutelare i cittadini, e quindi abbiamo ritenuto di concedere questi spazi gratuitamente, e quindi speriamo che prima possibile possa essere svolta questa importante iniziativa. E questo provvedimento sarà in vigore fino al 30 aprile? No, la gratuità sarà in vigore fino al 30 aprile, ovviamente le farmacie potranno occupare questi spazi fino a che la situazione lo richiederà. Certo, e con noi c'è anche l'assessore alla salute Giovanni Barillari. Importanti novità per quanto riguarda gli studenti udinesi, studenti di istituti superiori e delle medie. Gli argomenti, si parla di sessualità ma anche di problematiche legate all'emergenza Covid. Ecco, come affrontano gli adolescenti queste problematiche e che cosa farà il Comune? Insomma, abbiamo ritenuto di dare un segnale di attenzione anche nei confronti degli adolescenti, perché non sono solo gli anziani, verso i quali si sono già rivolte molte nostre attenzioni, ma anche gli adolescenti, coloro i quali hanno pagato questa emergenza sanitaria e l'isolamento che ne è conseguito, o comunque la riduzione di tutte le attività sociali d'incontro. Quindi il Comune ha deciso oggi in Giunta uno stanziamento di 15.000 euro che verrà gestito e organizzato dal nostro ufficio Città Sane per l'attuazione di 2 progetti. Il primo riguarda la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili ed educazione alla sessualità e all'affettività, che sono temi delicati nei confronti dei quali i nostri adolescenti pensano di sapere tante cose, ma credo che il colloquio e il confronto con operatori specializzati e psicologi non possa che aiutare loro a cogliere sia il senso del pericolo, quando parliamo di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, e sono molto forse superficiali o comunque non del tutto consapevoli. E non bisogna passare la guardia, perché si pensa che determinate malattie siano scomparse, invece continuano ad esserci e bisogna stare attenti, in sostanza a prendere le adeguate misure. Assolutamente, in questo ci aiuteranno molto anche gli specialisti infettivologi. Poi l'educazione alla sessualità e all'affettività, cioè un'educazione al valore in fondo della vita. E l'altro progetto che abbiamo voluto mettere in campo invece riguarda proprio l'emergenza pandemica Covid-19, e è un progetto che si intitola Adolescenti e Covid-19, e è un progetto che mette in campo anche in questo caso educatori sanitari, psicologi e esperti del Dipartimento di Prevenzione, e che vedrà coinvolti 14 istituti superiori e delle medie e 87 classi, e fondamentalmente verrà concesso agli studenti di poter esprimere il loro punto di vista e analizzare quelle che sono state le conseguenze dell'isolamento a cui sono stati sottoposti. Hanno pagato molto anche i nostri adolescenti, e pertanto un servizio di supporto, non soltanto di ascolto ma poi di supporto e di guida per i nostri ragazzi, che sono più fragili di quanto noi pensiamo. Bene, ringraziamo anche l'assessore alla salute Giovanni Barillari. Qui da Palazzo Daronco è tutto, se volete ci sentiamo dopo per un secondo collegamento. Passo la linea allo studio a te Alexis. Grazie Isabella. Ed ora andiamo a Pordenone. Al parco di San Valentino è stato piantato un albero in memoria di Giovanni Palatucci, giusto tra le nazioni, per aver salvato migliaia di ebrei quando era questore di Fiume, prima di essere arrestato e deportato al campo di Dachau, dove è morto il 10 febbraio 1945. La questura di Pordenone assieme al comune ha voluto ricordarlo così. Marco Dorisio, questore di Pordenone, oggi una piantumazione di un albero in memoria di Giovanni Palatucci, una figura importantissima, un giusto tra le nazioni, morto il 10 febbraio del 1945 nel campo di concentramento di Dachau. Oggi avete voluto ricordarlo proprio così. Sì, si tratta di un'iniziativa, di una commemorazione. Domani appunto ricorreranno 76 anni dalla morte di Giovanni Palatucci, questore reggente di Fiume, morì appunto il 10 febbraio del 1945
25 nel campo di concentramento di Dachau, e questa iniziativa è finalizzata appunto a che cosa? A fare in modo che il ricordo, la memoria siano curate, custodite e coltivate nel tempo, proprio come quest'albero che oggi qui è stato piantato. È un albero noto appunto la pianta dei tulipani, è un albero che raggiunge i 40 metri di altezza e i 400 anni di età, perché per l'appunto la memoria e il ricordo sono portatori di valori universali, trasversali, che devono essere coltivati anche e soprattutto per onorare chi non c'è più, anche perché chi con la propria vita, col proprio estremo sacrificio ci ha tracciato una strada e in modo anche con cui percorrerla. Infatti Giovanni Palatucci sicuramente è stato, come si diceva, una figura importante perché ha sacrificato la sua vita mettendo anche in salvo moltissimi ebrei. Sì, esatto, lui era dirigente dell'ufficio stranieri della questura di Fiume. All'indomani della promulgazione nel 1938 delle leggi razziali è riuscito a indirizzare in Campania, dove aveva anche uno zio vescovo, Giuseppe Maria Palatucci, migliaia di sia italiani e stranieri, salvando loro la vita. Poi nel 1944 viene arrestato dalla Gestapo, condannato a morte, la pena commutata nel carcere a vita e poi internato nel campo di concentramento di Dachau, dove morirà a neanche 36 anni. E avete scelto un luogo anche simbolo, il Parco di San Valentino, frequentato poi da tante famiglie, da tanti ragazzi, per onorare la sua memoria. È un luogo emblematico, di un'importanza simbolica importante. Ringrazio il sindaco che subito ha aderito all'iniziativa. Un luogo frequentato, bellissimo, il Parco San Valentino, dalle famiglie, dai giovani, dagli studenti, dagli sportivi, e quindi ogni qualvolta si passerà la coltivazione e la custodia della memoria e del ricordo, passando davanti a questo albero, non dimenticare un pochettino, perché dimenticare la memoria e dimenticare il ricordo credo equivalga praticamente a perdere la propria identità di comunità, la propria identità di collettività. Ci richiede la linea Isabella Gregorato in diretta da Udine assieme al sindaco Pietro Fontanini. A te la linea. Grazie Alexis, sono con il sindaco Pietro Fontanini. Diversi gli argomenti che sono stati affrontati nel corso della riunione di giunta di oggi. Cominciamo dalle colonnine per quanto riguarda il rifornimento delle auto elettriche messe a disposizione delle assistenti sociali del comune. Sì, abbiamo comprato 8 macchine elettriche che sono a disposizione degli assistenti sociali che girano in città, e per permettere la ricarica, quindi perché sapete la macchina elettrica deve essere attaccata a una presa di corrente, abbiamo messo delle colonnine in suolo pubblico distribuite sulla città. L'ultima che faremo adesso lo facciamo in via Veneto a Cusignacco, proprio in prossimità della circoscrizione, per permettere alle macchine, a queste macchine e anche ad altre macchine alimentate totalmente con l'elettricità, di potersi rifornire. È un servizio molto importante perché abbiamo speso 450.000 euro dotando tutte le assistenti sociali di queste macchine elettriche. Ne sono 8 acquistate adesso, 4 ne avevamo prima, quindi sono 12 le macchine elettriche che in città girano di proprietà del comune per l'assistenza domiciliare. Ecco, anche perché ambite a posizionarvi ai primi posti a livello nazionale per quanto riguarda Udine Città Verde, la città verde. Ma ci crediamo che il trasporto elettrico, quindi l'alimentazione elettrica, sia vincente, e tra l'altro tutti i paesi si stanno orientando verso l'alimentazione e le macchine elettriche, quindi anche Udine sta facendo la sua parte perché, ripeto, ci stiamo dotando di un parco macchine alimentato elettricamente. Ecco, in campagna elettorale il sindaco aveva promesso che nei primi 100 giorni di attività avrebbe realizzato tante opere pubbliche, marciapiedi, quindi marciapiedi, strade. Adesso state realizzando altri marciapiedi, dobbiamo farlo velocemente perché poi dobbiamo restituire la linea. Sì, ci sono altri marciapiedi in città che vengono realizzati un po' in tutti i luoghi, stiamo spendendo in pratica 1,5 milioni di euro per cose che sembrano banali ma sono molto utili per i cittadini, perché camminare in marciapiedi nuovi e ben fatti è una cosa importante che fa piacere a tutti. Un'ultima cosa prima di chiudere il collegamento, praticamente l'acquisizione in Casa Cavazzini di opere importanti di Afro,
Ce ne sono 2 di Afro. Sì, 2 opere, un autoritratto di Afro Basaldella e poi un'opera importante di Luciano Fabbro, che è un altro artista di arte contemporanea del Novecento, che vanno ad arricchire la collezione d'arte di Casa Cavazzini. Bene, con questo è tutto. Ringraziamo il sindaco di Udine Pietro Fontanini qui da Palazzo d'Aronco. Passo la linea allo studio, ringrazio Fabio Di Bernardo, a te la linea Alexis. Grazie alla nostra Isabella Gregoratto, termina qui questo appuntamento di A Voi la Linea, ci ritroveremo alle 16:30 con uno spazio informativo in diretta. Grazie per l'attenzione e buona giornata.